Dovrebbe essere mio marito, Carossi. Mi voleva buttare al cinema. Ora io a domenica. Io ho segreto. E io per segreto lascio soldi a contare. Mi disse Carmela, monina, da buttare al cinema a fare ti vedere 50 sfumature di nero. Perciò mi nia a pescaria, che te inglesicci. Per fare un poco di euro, ci si mi deve dare il migliore, perché mio marito vuole spaghetti con euro delle seppie. Oh, Caruso, spendi 50 euro. Tu te sei al cinema con un amico so. Ma tu non sano. Tu non tutto chissà ci agitato. Mi furiava attorno che pareva una ciotola. Ci si, ma chi è che hai? Carmela, preparati che dobbiamo fare 50 sfumature di nero. Senti, se io ti ufficio un euro dei sicci. Dici, bestia, non ne voglio pasta. Ma fare 50 sfumature di nero. Ma te che pare a sto film? Lei lo sapi? Ah, che vuole dire? Amore. Che? Film d'amore. Amore, brori Ciceri. Ci spiai da scema di mesoro, che sapi tutti i buttanismi. Gioco non mi seppe rispondere, mi disse pizza, rizzani i canni e mi disse sta sporuglia con tuo marito. E allora sapi se d'amore, sta disgraziata. Ogni modo c'è Ida che mi leva i frulini e Ida non mi seppe rispondere. Ora si sta preparando. Mi disse dai, preparati che io mi sono già quasi pronto. Ma io... siccome ho visto un poco sano e avevo 100 anni che... io mi vedo queste occasioni, io mi stai a bestri e vedremo che succede. Turicello, sei pronto? Minella? Sì, pronto? Gioia, prontissimo, sono Avanti. prontissimo. Io mi stai a preparare. E anna che ti Vedremo spicci che riesci. che sto fremendo. Ma uno sui seggi. Much. Non mi l'ora. Ah, ieri sto film mi scombussolavo i cervelli. Ieri sto film Vemmone, un colossale, un capolavoro. Io e mio compare torniamo a casa sconforti, macchianaro tutte le aglie. Stasera amo a fare pazzia con Carmela. Ah, io mi preparai perché sta scena la vista in un film. Maria, su tutte cose oscure, tutte cose nere, vero? Magari che non mi niente, già c'ho piacere da un euro. Male che vada, un euro non esiste, non becamo facce. Carmela, sei pronta? Eccomi! Carmela, sei pronta? Ti sento nelle vicinanze, sento il tuo calore. Sogno una stufa! Ma dimmi una cosa, come si combinava? Si mi sa parrucca, si attaccava. Ma che vuoi fare? Avremo non a finisci? Carmela, Vedo. ma fate sentire. Carmela, prima che resti qua, Carmela! Dimmi, ma amore. Ma è una canzone a che cosa? Singimi, mungimi. Quale violenta, mi? No, chi da canta chi tu? Senti, amore. Ma io ti faccio vedere le stelle. Fammi capire, le stelle nere, fammi vedere le stelle nere. Non ci dirò l'orso, pensa oscuro. Vieni qua, amore. Soglimi. Soglio tutto. Soglio. Levi la mascherina, fatta vedere quando si secchi. Topolino. Carmela. Sogniamo unite, fatti cabana. Allora, Topolino mio, Topolino sono io, Topolino sei tu, intrecciamo il ceccodino e non lasciamoci mai più.
Ma che sei vestito di funerale? Oh, tu moricisti! Ma se ti disse che devo mettere i secchi, ma così, ma come ti vestiste? Che mosse, tesoro, mosse? Nanna Mossi! Senti, non sono secchi, sì. Ma come sei secchi, sì? Che pare un pomodoro bruciato, pare. Senti, vieni qua. Ma che amore. viene qua, da sette, ma la faceste fare tosse che veleno, dopo che mi hai visto un film, ma come ti vestiste? Bella, mi vesti così? Oh, tu moricisti! A me fare 50 sfumature di nero! E certo, ma che ne vorrà così? Ma che sei nevro lutto? No, Nevro motto? No. Ma io non lo so, ma poi non film, i pigliasti i pallini? I pallini? Lei magari un chiave, non solo i pigliari. I pallini. Dai, chi aveva i pallini? Aveva i pallini? Certo. E magari io ho i pallini. Ma senti una cosa, io ho un frustino, pigliasti? Ma come mi accattaste due palavatrici ieri, spatte con sbiancanti? Frustino! Maria. Io ho bondage. Il bondage. Chi vuole ridere? Buona! Chi ci chiama bondage? Ah, voglio capi bondage! Poi ida ci rissa a Ido Sì. che ci piaceva l'amore saffo. L'amore saffo. Saffo, sofforo. Vuol dire sofforo in italiano. Ma attacchi romme. Attacchi Ma perché non dovevo film a questi per sapere magari tu c'era attacchi romme? Ma vuol dire che erano ubriachi! Ma perché? Che vuol dire attacchi romme? Ma sai poi sallicciano, rummo. Sallicciano. Io non lo so, ma per fare tosse che veleno, ma Angeli. una volta che avevamo a fare che cosa? Ah sì? Avamo a fare qualche cosa? Vieni qua, facciamola. Dopo le mani, sto bene perché non ti accoppi. Ma come? Vieni, amore. Fai una cosa, che ti faccio vedere le stelle nere, bianche, due azzurre. Per davvero? Sì, sdraiti lungo un derante. Sì? Sì. Aspetta. Forza, amore, Lungo, Topolino. lungo così? Tutto lungo, Topolino, dai. Aspetta. Topolino. Ah, così? Ah, così, a così. Lungo così? Mazzi. Ah. I mano, mettila così. Ah, così? Sì. Ma che vuoi fare? Che vuoi fare? Ti faccio una cosa che non l'ho fatta mai in 30 anni. Per davvero? Sì. Ora fai una cosa. Ah. Iammi allagghili. Brava, allagghili. Topolino. Gioia, succedette. Topolino. Te. Singiammi. Solo questo può fare, disgraziato! Io avevo 100 anni che sei una cosa motta! Sì? Buonasera, ce ne sono? Sì, d'accordo, eccellenza. Sarà fatto, eccellenza. Sì. Si chiama Scognamiglio, d'accordo, sì. Sarà messo al casting, sì. D'accordo, eccellenza. Sarà fatto, senza meno. Sarà fatto. D'accordo, grazie, eccellenza. Segui, eccellenza, segui. Buonasera. Buonasera. Permette? Giovanni Scognamiglio fu concetto. Ah, lei è Scognamiglio, sì. Ci hanno parlato di lei. Mi fa piacere. Dunque, Scognamiglio, aspetti, Scognamiglio. Sì. Lei è figlio dello Scognamiglio procuratore della Repubblica? Procuratore, ma non della Repubblica. Procurava soldi per dare a mangiare alla famiglia. Ah, ho capito. Che faceto! Bravo! Faceto, Gaio, Gaio. Sì. Bravo. Senta, adesso, ora io per ammetterla, vero, al casting, devo capire tutto, la devo compenetrare, capito? A lei, sì. Quindi lei allora sì, elastico, avanti, forza, sì, elastico, sì, si muova, sì, bello, sì, libero, bravo, sì. E io devo capire tutto di lei, guardi, si metta a nudo! Va, che c'ha finito, dai. Si metta a nudo! Sì, vuoi venire qua per fare contento a lei, ma c'ha finito, Ma io devo capire, lo devo vedere! Ah, come? Ma che sta angucchiando? Che cosa deve vedere lei? Lo devo capire se lei se è mediocre o no.
sei scarso, ecco, devo Ma capire. senta, modestamente, mai nessuno si è lamentato. Modestamente, ancora oggi mi hai picchiato di belle soddisfazioni. Senta, guardi, sono io a stabilire se lei se è scarso o meno. Ecco, comunque lei non me lo vuole mostrare. Ma non esiste. Ok, allora lei il talento non lo vuole dimostrare. D'accordo. Scusa, il talento sarebbe per il provino? E di che stiamo parlando, scusi? No, Io- non essendo del mestiere, sai, io sono custode di cimitero, Ah! per me è una novità. Lei non l'aveva capito? No. Che faceto, bravo! Che faceto! D'accordo, allora guardi, andiamo a un esercizio di psicotecnica, sì. Psicotecnica, capito? Lo sapevo, mi buttavo l'ombrello. Ascolta, lei fa l'albero, adesso mi farà l'albero. L'albero, faccia l'albero in una notte d'inverno, una notte di dicembre, sì, nuvole, il temporale, infuria la tempesta. Faccia l'albero, forza. Un albero? L'albero, rattrappito, forza. Un albero senza Lo foglie. faccia, lo fa, ha perso tutte le foglie. Forza, avanti, forza così. Un albero che rami. Sì, vada avanti, ecco così. E viene trafitto da un fulmine. Sì, così, forza, coraggio. Sì. E poi passa un cane, alza la gambetta e fa la pipì. Faccia il cane, sì, faccia il cane. Alza la gambetta! E poi mentre, aspetti, la visione, sono in orgasmo. Mentre il cane alza la gambetta passa un gatto. Cosa fa? Ma non il gatto, il cane! Il cane cosa fa davanti al gatto? Che fai? Il cane fa... Il cane? Ho detto il cane davanti al gatto, cosa fa? Il cane fa davanti al gatto. Avanti. E poi il cane alza di nuovo la gambetta. E fa un'altra volta pipì. Allora è un cane che ha prostata. Ma può avere un cane una prostata? Sente, in 3 secondi già ha fatto 2 volte la pipì. Forza. Faccio l'albero. Poi il cane, il fulmine, l'albero, il cane, il fulmine, l'albero, il cane, il fulmine. Ma insomma, tutta questa cosa mia, ma che fa? Sta scherzando? Un fulmine, un cane, ma la finisca. D'accordo. Quando santo me ne state un anno, che mi conta mia? Lei non vuole collaborare? Voglio collaborare, ma ci sono modi e modi. D'accordo. E allora guardi, andiamo sul classico. Andiamo dove vuole, Sul classico. Lei conosce Shakespeare? L'ho sentito dire, ma mi pare che in questo paese non se ne parla più da un bel po'. Non sono sicuro. William Shakespeare. Il cognome non me lo ricordo. Se è lui sicuramente, però se c'era qualcosa di grave già l'ha visto. È morto Shakespeare. Ma che mi sta dicendo? Ma non lo sa. Completamente, ci giuro, guarda, sono uno dei primi a sapere tutto quello che succede in questo paese. È morto secoli fa. Ha capito? Mi sta dicendo Andiamo ora. avanti. Lei ora farà Romeo. Scusi, ma non è meglio che faccio Gaetano? Chiamiamo Gaetano come protagonista. Se un personaggio shakespeariano deve essere Romeo. Come vuole lei? Romeo è fuori. Sì. Di notte. Di nuovo, come allo tempo, cominciamo, senti, ma sta mi pare che porta ieri. È una bella serata. Meno male. Una bella serata. Sì. Sì, la luna piena. A un certo punto, lei, là, Romeo, c'è un balcone. Sì. E cosa c'è sul balcone? I vasi che fiori. Sì, ma poi cosa c'è? I colonne di lato. E che succede? Fulmine non ci necca. Ma stia tranquillo, ma andiamo avanti, non mi distragga. Avanti, c'è il balcone, lei Romeo, e sopra cosa c'è? Sì, cosa c'è? Un mostro do baccone. Ma non ha capito niente. Giulietta. È vero, sì. Giulietta, la sua amata. Lei ama Giulietta. Che c'è? Ma non lo dica forte, scusi. Perché? Io sono innamorato di Giacomina. Ma che qui? Ma nella finzione, lei è innamorato di Giulietta. Giacomina. Giulietta. Giulietta. Ora lei, di fronte a quella bellezza, cosa fa? Cosa fa? Di fronte è un amore immenso. I parenti non vogliono.
c'è contrasto familiare. Allora lei, Romeo, che cosa fa? Cosa fa? Giulietta, Sì. fui i mannini, lasciati perdere tuo padre, tua madre, tuo sordo, tuo vicino, tuo nanno. Fu nei mannini e come finisci si conta. No! No! Lei prende la sua amata Giulietta, vi abbracciate e decidete di ammazzarvi! Ma Lei! Lei! Io ammazza Ida, sì. Sì, e lei ammazza lei! Ma Ida ammazzare... Sì. Ma se facessi ammazzare lei, va, Ma come si permette? Ma sinistra! Lei non calcherà mai il palcoscenico! No, io... Lei è un buffone! Hai capito? Io me ne È un ricordo al buffone! cimitero! Si vergogni! Ecco! In guerra si vedono cose brutte, ma io tutto questo me lo lascio scivolare addosso. Io sto pure bella. Eccolo qua, il mio socio in battaglia, sempre ubriaco. Lui beve come se non ci fosse un domani. Allora, ma finisci sei nata che? Durante l'addestramento ho battuto il record dei 100 metri, li ho fatti in 15 secondi e 10 decimi. Io non quetto l'ora. Sei lentissimo! Fatela tu a 4 piedi. Durante la missione dovevi controllare il traffico di animali all'interno del circo, com'è andata? Ti spiego, con i mezzi messi a disposizione dell'esercito mi sono infiltrato nel circo, no? Nella gabbia dei leoni mi stavano sbranando, nella gabbia degli elefanti mi stavano schiacciando e nella gabbia dei gorilla mi hanno accolto nel branco. E perché? Era ammiaco come una scimmia. Ci stanno contattando dalla base, vorranno aggiornamenti sulla missione. E 2 giorni. Qui Falco e Vitello, vi riceviamo. Come? L'orso si è alzato in piedi? Anche il panda si è alzato in piedi? Bene, signore. Vitello, mi informo subito, signore. Vitello! Si è alzato in piedi. Ma il vitello non può stare in piedi! Allora ma va coi carriere. Stiamo arrivando, signore. Partiamo subito, ci sono tanti giovani, no? Come abbiamo detto, Cristiano insomma è un teenager ancora, insomma è così, li porta molto bene e appunto parliamo di questi telefonini. Adesso non state aspettando altro che Alessi da un telefonino con spindolia tipo a Bannera, non stanno aspettando altro che per fare il selfie con Bernabé da fuori stamattina la sua accampata qua. Però dovete stare attenti a come utilizzate i termini, no? Una volta diciamo, quando eravamo più fatevi i fatti vostri, quando eravamo più piccolini noi le fotografie le facevamo con la Kodak usa e getta, poi venivamo con gli occhi chiusi girati da banna e le fotografie stavano a rifare 5, 6, 7 volte, non c'è una fotografia di classe che viene buona, tutte con l'occhio, tutte caro mio, ma così delle fotografie di classe. Allora però dobbiamo stare attenti a come utilizzate il linguaggio, perché per esempio è capitato, no? Io vado spesso a casa di amici, di parenti, insomma, e vedo questi ragazzi che si fanno i selfie. Io adesso mi vado a fare un selfie. Allora quando dite selfie al vostro nonno dovete stare attenti, perché è capitato, dice nonno mi vado a fare un selfie, dice, ma chi è un selfie? Dice, sai nonno, il selfie si fa quando sei da solo, in bagno, quando ti senti solo e ti vuoi sentire meglio. Ah, dice sì, ma ai miei tempi non si chiamava selfie, però ci dice un nonno, no? Poi capita che in TV passa un'immagine di una bella donna, che so, di una Michelle Hunziker, oppure, vi posso dire, di una Belen Rodriguez, e una Natalia, no? Che ci culano l'occhio, Natalia, e se ne va. Un nipote ci face, nonno dove vai? Dice, sto a bagno, mi stai facendo un selfie con la donna. Fate attenzione, poi mantenetevi sempre in forma, no? Giocate, fate sport ragazzi, fate lo sport e mi raccomando non fumate, non bevete, giocate, tenetevi in allenamento, perché noi alla nostra età facciamo le nostre partitelle, tutti quelli fighetti che fanno la partitella di calcio e 5 la domenica mattina, no? Poi finiscono di giocare, appena finiscono che sono stanchi, sono morti, che fanno? Si preparano, dice adesso prendo il mio piccolo Gatorade, invece per esempio quelli della Catania Popolare, quelli chiamo io, per esempio Jonathan dopo la partita, no? Dopo che si è fatto una partita ne esci, Anthony non ce la faccio più, spumbai in bar, dammi una sigaretta.
Non fumate, non fumate. Ma ritornando alla tecnologia, con questi telefoni ormai facciamo tutto. Una volta quando andavamo in giro per la Sicilia a fare gli spettacoli dovevamo andare, che so, a Partanna, ci informavamo dove era la via, non c'era il navigatore satellitare, non esisteva. Allora mi scusi, appena arrivavamo a due paesi, mi sa dire dov'è la piazza principale? E quando tu domandi un'informazione a un cristiano, non si in paesi, cioè al primo che incontri, dice, scusi, sa dov'è? Non sogno recà. Ma com'è possibile? Dopo 5-6 tentativi, a me è capitato a Pizzocalabro che avevo chiesto un'informazione, una signora poi finalmente mi ha fatto arrivare a destinazione. Oggi no. Oggi cosa abbiamo? Il navigatore ha nel telefonino. Oggi basta poco, mandami la posizione. Ma state attenti quando parlate. Io per esempio ho un amico che viaggia molto, ogni volta dice ma devi viaggiare, tu non devi stare a Catania, viaggia, ma io sai ma io mi lascio qua la mia fidanzata, è patto, mi vai io solo a viaggia, io per lavoro non posso viaggiare, ma lui viaggia sempre, però aveva il sentore che la sua ragazza lo tradisse, cioè una sera venne disperato, dice madonna non ce la faccio, dice, non so dove se n'è andato, se chiamici, ora ci chiamo, a dire non è perché ci devo andare fino a casa, allora sapendo dov'è, ci chiamavo, dice dove sei, dice, non te lo dico, dove sei, non te lo dico, mandami la posizione. La sua ragazza era un po' allegrotta, era un poco facilotta, dice ora mi manda la posizione, ci arrivava un messaggio, ha preso il telefonino, cominciava a surare, io ci aveva mandato un altro tipo di posizione, io ci disse oh, cioè, ma io le avevo chiesto, dice, la posizione del GP col GPS. Io ci disse, che idea, Andina, il GPS? Dice, non ti preoccupare, stai sereno che è quella là. Ma non, dice, ora io che cosa devo fare? Che mi consigli di fare? Ci disse, stare a casa, non viaggiare, stati a casa. Quando io ero ragazzo, no? Avevo 12-13 anni, voi avete perso il gusto un attimo di scrivervi magari dei biglietti, noi ci scrivevamo i bigliettini ragazzi, oggi vi mandate un sms, ora chi ci sta dicendo all'amica so tramite telefono, ora c'è si benna bene un'altra volta, è così. È così, una volta no, quando si litigava era bello dirsele in faccia, ma pensate se voi doveste dire alla persona che avete vicino la verità, lei ci può dire mai a suo marito ma come ti tagliavo questi capelli oggi? No, perché poi c'è una scerra, allora una volta era così, allora io mi ricordo, per chiudere un aneddoto bellissimo, mi ricordo avevo 12 anni, avevo litigato con la mia fidanzatina, no? E allora siccome era una pizzuta ma che non ce n'erano, e all'ultima parola l'ultima parola va a essere sembra so. Allora abbiamo litigato, a un certo punto mi fa adesso basta, ti saluto, vai. Vabbè, mi mandava a due paesi, no? Cioè, ma il culo, pum, a chiamare dall'autobus e se ne io non posso dire l'ultima parola, dall'autobus partio a giugno, io ci alle paire appresso a correre perché le dovevo dire quello che volevo, no? Proprio ce l'aveva in cuore, st'autobus che camminava, io alleppato appresso che correva, la surava tutto, l'autobus faceva i filmati, io ci tuppoliava, scendi, no, si furiava l'altro lato fino a quando non è arrivata a casa. È salita, a seguitare in scale, chiudeva la porta, io ti feci tutto suonato, suonai, appena mi arrivavo mi disse, che vuoi? Ci disse, stronza! Piano, piano. Finalmente mi annio in pensione. Ma com'è che teniste in pensione che sei più picciottore mio? Ma che c'entra? Per andare in pensione ci vuole l'età anagrafica e dopo tu vuoi che l'età anagrafica che c'hai. Ma ci vogliono pure gli anni di contributo. Io gli anni di contributo ce l'ho perché ho fatto un lavoro usurante. Facevo un lavoro usurante. Usavo come usurava io. Sì, un lavoro particolare. Un lavoro di grande responsabilità. Se sapessi quanta responsabilità avevo io e quanta gente ho fatto entrare io, tu non hai idea. Ma che facevo, dirigente? Ma quando mai? O sindacalista? Ma quando mai ancora oggi c'è gente che mi incontra e mi dice se non era per lei io non potevo entrare. Io ero a barra, ammaccavo un bottone, se la più a barra e ci diceva trasete, potete trasere, a moneta trasete. E comunque, devo dire che di stipendio si viveva male e di pensione è pure peggio. Infatti, come si dice, con la IDS si muore, capisci con l'INPS che fa, si campa.
480 euro di pensione. 480 euro di pensione. L'altra mattina sono andato per prendere la pensione e se ci vuoi dire uno dei primi voglio essere. Alle 4:30 mi presentai alla posta. Arrivai lì e già c'era gente alla posta. Ho preso la pensione verso le 8:30. Firmaio, pigliai picciole, mi rammucciai in sacchetta e parto verso casa. Arrivo a casa, vado per prendere i soldi non li avevo più. Disse, Dio mio, o li ho persi o me li avranno rubati. Torno di corsa alla posta. Vabbè, di corsa, si fa per dire. Torno verso la posta e incontro un signore che aveva un portamonete in mano e mi disse, è suo questo qua? Ci disse, sì, è mio questo qua. Ma mi faccia capire, lei che fa? L'ha trovato? Sì, ci dico la verità, io non l'ho trovato, io gliel'ho rubato. Dico, come me l'ha rubato? Sì, ce l'ha rubato. Quando una rapì e visto quanto c'era dentro le pensioni, disse, ma se non aiutiamo tra noi morti di fame, come non vai a aiutare a noi? Vai in pensione con l'ali caruti, ricordando i tuoi contributi. Penso che tu la pensione non la prenderai più. Picchi per pigliarla una vita non ti basterà più. Per arrivarci tu devi campare 100 anni. Se ti va bene da gode per uno, massimo 2 anni. Che colpa ne ho, l'età della pensione aumentò. E qui ci arrivò, beato per chi sa pigliò. Non ho l'età. Ma tu? Non ho l'età. Ma se tu eri compagnisco di Garibaldi, da pensione non ce la fa. Ci daranno la pensione nell'aldilà. Senti in pensione, senti in pensione. Mira pensione, liquidazione, sì. Soddisfazione. Manca bastano per mangiare. Stai tutto solo, tutto cognato. Chi tu impiegato, disoccupato, cassa integrato, oppure i tu mi tocca campare. A pensione TFR, è trattamento di fine rapporto che prendi quando te ne vai in pensione. TFR, la tua liquidazione, TFR, ti consente alla fine di arrivare la pensione dell'IPC che ti dà l'IPC quando da dura l'IPC. Dimmi quando arriverà, ma quando arriva questa pensione, forse un anno chi lo sa, sapi Dio quando arriverà. Vai in pensione con l'ali caruti, tutta corpena poche corno, te. Il ragazzino più up del momento! È uscita la nuova app! Scaricatela! Tu che viaggi spesso, questa app ti dice cosa succede qua quando sei in viaggio. Vediamo. Sei stata a Londra e la tua ragazza mi ha chiamato. È vero. Sei stata a Parigi e la tua ragazza mi ha voluto incontrare. Sei stata a Berlino e la tua ragazza mi ha baciato. Ma che app è? Ah, poi te ne chiudo spesso!
È scimunito. Vero. Che io volevo fare il paracadutista. Vero. Eravamo pronti per fare il primo lancio sull'aereo, pronti per fare il primo lancio col paracadute e eravamo wow te. È venuto il capitano, ha aperto il portellone e mi fa avanti, buttati un momento. E sono tirato il paracadute. Tu tiri questa corda, si apre quello di emergenza. Un momento. Se non si apre manco quello di emergenza, tiri questa corda, si apre quello di sicurezza. Un momento. Se non si apre manco quello di emergenza e di sicurezza, appena arrivi tu fa canciare. No. E chi sono scimunito? Chi si è pigliata per fissa? Capivo. Ci si che sono scimunito, dice no, appena arrivi tu fa canciare. No. E se poi un mo canciano? Che sono scimunito? Ora è scino. Vero. Ogni tanto mi mandano alla signorenza, la mia vicina di casa, conoscete? È brutta. È troppo brutta. Allora, conoscete? È troppo brutta, vero? E poi c'ha pure l'alito pesante. Vero? Infatti è rimasta vedova per suo motivo. Una sera è andata a dormire senza aprire la finestra e suo marito morì accupato. Gli hanno fatto l'autopsia, dice non è accupamento, è avvelenamento. Vero? Vanno solo, fottiti in assetta. Poi l'altro giorno, va bene, andiamo. Te ne puoi ir a casa. C'ha l'alito pesantissimo, siamo andati a vedere la partita del Palermo. Che mala comparsa, che mala figura. Però c'era confusione, dice ci penso io, permesso? Permesso? Arriviamo sole! Signero pure giocatore. È rimasto un custode, dice tenete le chiavi qui ti faccio quando finite. Troppo pesante. Ora è nata pure... Noi quando d'estate... Vabbè, dopo fai sì. Quando d'estate ci abbiamo zanzare a casa, non serve di te. Il da casa fa... E morono tutti. Troppo pesante. Ora gli è nata una nipotina di 8,5 kg. Troppo grossa. Infatti venne pure un veterinario. Il ginecologo l'ha chiamato. Aspetta. Ma io scimunito. È venuto pure il ginecologo. No, è venuto il veterinario. Il ginecologo l'ha chiamato e ci fa: guarda tu, non ti pare vitello a tia. Troppo grosso. Non l'hanno iscritta all'anagrafe, no. Direttamente al catasto. Che è troppo grosso. Dice forse fa c'è a fare un posteggio ora. Lei stava insegnando a camminare alla bambina e le diceva cammina. Dopo 5 minuti la bambina a 6 mesi corse, scappò, non l'abbiamo vista più. Ormai è di sole, avevo capito. Che io ora
faccio il bagnino in piscina. Siete venuti? Siete venuti? Faccio il bagnino in piscina, solo che l'altro giorno una ragazza in acqua chiamava aiuto, aiuto, aiuto. Io avevo mangiato 5 minuti prima. Ci ha detto mi puoi aspettare 3 ore. E non è che... Ma un visidio ogni minuto che... Ma chi sei un'altra cosa? Chi sei un'altra? Che io avevo mangiato 5 minuti prima e ci può aspettare 3 ore. Se ne ho fondo. E non è che io mi posso sentire male che... Ci disse, ma tu ti vieni a pigliare? Che noi abbiamo fatto il corso di salvataggio qua vicino alla playa, abbiamo fatto il corso di salvataggio. E mentre facevamo il corso di salvataggio in mare, un ragazzo in acqua si è sentito male. L'abbiamo preso da dentro l'acqua, l'abbiamo portato a riva e c'era uno che ci faceva respirazione bocca a bocca. Schifio. Per mia poteva morire. Io ci spingevo la pancia e ci usciva acqua alla bocca, spingevo la pancia e ci usciva acqua, spingevo acqua. È venuto un altro bagnino e mi fa, vedi che se non ci levi il culo di dentro all'acqua non finisci più. Faceva effetto pompa. Ne stavamo asciugando il mare. Ora lavora come autoclave a Gerbini. Comunque io me ne devo andare che devo andare a fare i compiti. Ciao. Non vi voglio addormentati, va bene? Negli anni 60-70, allora io ho fatto una domanda, non vi voglio addormentare, va bene? Sì. Anche gli zombie per piacere rispondete? Negli anni 60-70, stasera c'è una novità. Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd, i Deep Purple, contemporaneamente in Italia Gigi D'Alessio. La domanda non è chi è, no, la domanda è perché Gigi D'Alessio è toccata a noi? Che cosa abbiamo fatto? Ma ragazzi, ha fatto veramente una poesia. Un manuale d'amore ho trovato per te, per imparare ad amare, per amarmi di te. Per amarmi di te. Un manuale, un vocabolario ti serve a te. Ci abbiamo quella licenza poetica, ma tu ne manca la licenza elementare. Come? Certe volte parlava poco italiano, che si poi è autobiografica, parlava poco italiano, diceva me gusta la Spagna. Gigi, parlavo come te. Cioè, ma è impossibile, però lui ha fatto delle canzoni. A volte io ho visto dei concerti, l'ultima canzone se la conserva sempre, si intitola Non riattaccare. Lui non la canta mai, è bella la canzone, la gente finisce, lui se ne va, la gente non riattaccare, non riattaccare, non riattaccare. Lui riesce, va, adesso vi canterò Non riattaccare, no, non riattaccare a cantare, Gigi basta. Non capisce questo. Gigino, questa è bella per questa, aspetta, eccolo qua. Perché? Ecco. Vorrei poterti accarezzare nella schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come fosse un capitone. Che canzone? Io sarò per te l'uomo che vorrai, ti difenderò dai mali se verranno. E che sei un antibiotico. Lo chiamano Gigino penicillina. Sarà l'alba quando è sera, 4 volte primavera, farà caldo ogni Natale. Sai come cazzo ti avestico, Gigino? C'ha la confusione mentale di tutte le domeniche d'agosto, quanta neve perché che cadrà a Napoli, Gigi. Adoro le tue previsioni. Certe canzoni, no, tu regalano un barometro e arrivederci. Io speravo che non arrivasse nemmeno Natale, io speravo che non arrivava tu. Alcuni cantanti, non so se vi fate caso, alcuni cantanti hanno la tragedia disegnata in faccia. Per esempio, Edoardo De Crescenzo. Zitto, mi faranno un becchino. Con gli occhiali così,
un fondo di... cioè un centimetro. Di fare il pazzo e venire sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora non si contenta. E fatta venire un terremoto, che poi dico io, che già non ci vedi, prima di indovinare la finestra di scassate e finestre di metà palazzo, fanno le riunioni di condominio, signor De Crescenza, però basta così sassi. In due stesso palazzo, poi in una casa al terzo piano abita Tiziano Ferro. E Raffaella canta a casa mia. Ma che non canta a casa tua, Raffaella? Vieni fino a qua. Signor Tiziano, per piacere, abbassate la radio, non è arrivata Raffaella. E se facessi i cazzi tuoi, Raffaella? Perché? Arriva là, bruci la città, crolli il grattacielo. No, chiama l'amministratore. Com'è possibile che devi sopportare i Negramaro? 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti di me. 2 minuti, solo 2 minuti per poterti dire 1 minuto, resta 1 minuto. Sono finiti i minuti. Grandi. A proposito di minuto, arrivava chi là, Antonello Venditti. 3 minuti al 2000, quanto tempo, quanto tempo. 3 minuti, ha detto adesso. Cioè, se a te manca qualcosa a casa, se a lei manca qualcosa... Signora, lei che fa? La lista della spesa e va al supermercato. No, loro gli manca una cosa, diventa un pregio, un momento giusto per scrivere la canzone. Gloria... manchi più dell'aria, manchi più del sole, manchi più del sale, ti manca tutte cose a te. Che ti è rimasto? È logico che poi i giovani che escono fuori, chi sono? Gli articolo 31. Vi ricordate gli articoli? Io ci facessi l'articolo 80 a tutte e due. Articolo 31. Domani. Io pensavo si è rotta la puntina lo giradisca. Perché non puoi immaginare, Laura Pausini, non voglio più dividermi tra te e il mare. È arrivata Mosè. Nel 2001, gennaio 2001, accendo la radio. Mia nonna è un astronauta. Mia moglie è un astronauta. Mio figlio, siete una famiglia di astronauti. E perché non vai a cantare in Coppa alla Luna? Vi voglio lasciare con questo personaggio. Indovinate questo chi è? Chi cantante è questo? Branduardi. Con lo stesso sistema, stessa forma, un po' più basso, Cocciante. Più alto e più cose, Caparezza. Sono fuori dal tunnel, sono fuori dal tunnel. Tu sei proprio fuori e basta. E questa qua la voglio cantare insieme a voi perché fa paura. Attenzione, bassa voce. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Vieni a ballare in Puglia, Puglia. Caparè con tutte quelle tette fumate. Attenta alla pattuglia. La domanda non è chi è, la domanda è perché. Ciao. E oggi Palermo non sa se ammirarlo, oggi la Sicilia non sa se apprezzarlo e tutti i giorni si chiede come mai quest'uomo è riuscito a non fare il mafioso. Non lo capisco! Appena apro un bocca la gente comincia a ridere! Ma perché ride la gente? Perché? Sono sporco di sugo! No, che cos'è? Il modo di parlare. Il modo di parlare come mio padre, sei antipatico come mio padre! Non lo sopporto! Manco io non lo sopporto. Che cosa vuoi? Non guardarmi! Guarda, mi racconti qualcosa. Ieri torno a casa e c'era mia sorella di 3 anni che giocava all'impiccato. Ok, giocano i giochini, li fanno quelli carini. Spiegavo le regole. Ci giocavo anch'io. Vai. C'è un signore sopra una sedia con un cappio al collo e lei leva la sedia. Questo che fa? Ma che cosa c'è da ridere? Ma che cosa c'è da ridere? Tutto rosso, comincia a tuore poi. C'è da ridere. Facciamolo pure noi con i comici. Non ridere, fai la persona seria. Allora, dai, cortesemente. A un certo punto mio padre mi guarda e mi fa: Figlio mio, ho un compito per te. Imito papà. Perché non imiti tutta la vita fa invece? Figlio mio. Che c'è papà? Ok. Faccio l'imitazione di mio padre. Non ho capito. Figlio mio, l'avvocato Bellanca.
deve passare a miglior vita. E mi schiaccia l'occhio. Ho capito, miglior vita, ho capito. Non è che gli hai fatto la festa. Che c'entra la festa? C'è vento l'avvocato Bellac. Avvocato, lo porti in cima ad un palazzo. La vedi quella Mercedes? Così, prendo la rincorsa. E lo butti giù. E gli faccio, è tua questa Mercedes? Era sempre col motorino. Sei contento? Sei passato a miglior vita. Ma non era questo! Che cosa? Vabbè. Ma non era questo, ma che fai? Che cos'è? Che stai facendo così? Che fa? Se attacchiamo. Perché ti stai incazzando? Tony, ma lo vuoi Chi sono? Chi sono? Questo è figlio di un mafioso. Devi Questo è smettere, un Tony. cretino, lo voglio dire con chi... Fossi cretino! Sentiamo. Fossi cretino, mio spiega. padre mi direbbe... Nascondi quella cosa in un certo posto, in una certa cosa. Lo farei! No, non lo faresti. Non lo faresti, nascondi dove poi? La cocaina! Dove? Nel ciprato di marmellata! Ma in che luogo? Negozio di marmellate! In che via? Di asciutti 84! Di asciutti 84! Negozio di marmellata! Andate per c'è la cocaina! Che spione! Sei Io sono uno spione! Zitto! Perché mi tratta male questo? Fai una cosa, adesso qua ammazzi davanti a tutti così dimostri di essere un vero mafioso. Bravo, senti qua, bello! Ci ho già pensato. La bottiglietta d'acqua che c'era poco fa nei camerini! La bottiglietta che tu hai bevuto non era acqua! Non era acqua! Era veleno! E a mio te tu muori! 1, 2... Io non ho bevuto acqua. Senti, io non ce la faccio più a fare questa vita, non ce la faccio più. Mai una nisciuta, sembra rubare, sembra nottica, sembra non basta. Ma come può parlare? Ma come può parlare? Che ti buttai in un meglio ristorante del mondo! Che Carusi ci vuole un anno per prenotarlo! E costava 400 euro a persona, aiuto prenotare tutto per te, mi costava 10.000 euro! Sì? E dicillo come finio, dicillo se la faccia. Muruo, ce lo dico io. No, Muruo! Ce lo dico io, dicillo. Come ne finio? Ne fecero la rapina. Annuacce, lui! Io che è stato peggiolato da mondo, io! No, chi se sono 4 scasse? Chi se sono 4 scasse, sicuro? E infatti la valano. Tu cosa vuoi? ti senti il re dei ladri, il re del mondo, sei internazionale, appunto ti ne visto chiedere proprio dell'Italia. Veda, vi dico non c'è bisogno che me ne vaio, perché io sono famoso in tutto il mondo e mi traducono in tutte le lingue. In tutte le lingue, francese, arabo, tedesco, tutti, a tutti ognuno mi conoscono. E mi conoscono, spatti, conoscono a te grazie a me. O capiste bene? Beh, insomma, è che a te ti disegnano favoloso, non è che sanno come si è combinato? Ma perché casomai a te ti disegnano buono, ma se ti vedono buono? Devi fare tutta la serata così? Non mi interessa. Senti, invece... In fondo ti amo. Anch'io, nicchi. Se stai attento prima che acciuppi che questo ginocchio. Lasciami stare. Non da giù, ma è inutile cacciare. Spascia. Ste cose dei cinesi, caccato. Manco buona, sì. Manco buona, tu parangero. Scetto. Aspetta che tu usi te lo vuoi l'altra volta, vero? Quando Carusi, ma una ritto che era una villa a zona dell'Etna. C'era un diamante che pareva un gutuliscio. Io ci siamo uniti e avevamo a rubarlo. Appena chiamiamo da sopra, sta scimunita dopo quando che sei 50 anni? 55 facciamo primo novembre. 55 anni che facciamo rapini e ancora si scanda le cani. Arriviamo da appena di si cani, ma se ne scappavo. Io non te ne ride che se ne scappava a ciuppo, che cascono in giambuzzo cascai. E dava ci restai 4 giorni. Disgraziata, 4 giorni ci restai. Vabbè, però ti vieni a pigliare. Dopo 4 giorni. E t'hanno spanzaste. Io voglio un regalo
Noi siamo ricchi, siamo miliardari, avevamo oro, quarti, gioielli. Io una cosa ti ho chiesto. Ma tutte cose, ti accatto tutte cose e poi tu fai usa e getta. Ma chi c'entra? Perché a me mi piacciono avere cose nuove, cose diverse. E che tu sempre di cose a tomati ci vuoi buttare, sempre. Senti. Ma io mi ricordo sempre in una maniera pazzesca quando ti visti, tu Roddy, quando restasti a Pennuto, con Dicillo, il re dei ladri, con Dicillo. Avevamo a fare una rapina in un grattacielo. Eravamo già sta scimunita, sta cosa scunghiuruta, non ci siamo caneggi. Appena ci siamo scattavo l'antefotto. Chi sta scappa che se ne scende, a mia madre stavo dentro, scappo, arresto a Pennuto, o al 50° piano del grattacielo a Pennuto. E io da sotto, che facevi? Ci stavi benissimo, parevi tu Tarzan, io Jane, e io ti diceva, iettiti amore, che c'è il cespuglio, iettiti, che c'è il cespuglio, caschi in domobido. Mi dai! C'era un cespuglio. Era il tempo delle more. Mi fece avviare su Bramberi Ruetta. Ancora ne esce spino di tutti i ignoni. Spini e more. E le more però te le tolgo io. Perché ti amo? Perché ti amo tanto tanto. Ma perché ti amo? Tanto tanto. Perché ti amo? Senti, non mi guardare così però, perché lo sai che io... Senti, è anche vera una cosa, caro marito diabolico, che io non sogno a questi picchi ma disegnano. Io non ho il tu, pave 40 anni che hai capito attaccati perché abbiamo una vita sacrificata, non vogliamo uscire di orno, ma stare sempre ammucciati, su nisciamo un attacco, chisti non su biondi, su scoloruti. E che cosa volevi? E che cosa volevi? Che fai la vita da signora? Che cosa volevi? Che ha fatto la vita da signora che non ti manca niente? Ah, che cosa vuoi? Un po' di lusso. Io invece ti metto a faccia della finestra. Ma dai. Sei giù, ma... Allora, facciamo una cosa. A questo punto io ti consiglio che... Secondo me tu devi saccicare in ausa perché io sono un po' esaurita, anche perché io non lo sto capendo. Non mi piace questa vita, non mi piace, signore, non mi piace. Mai in cinema, mai una volta all'Ikea, non centro commerciale, mai a un giabbanno, sogno sempre chiuso, sempre. Ma voglio sapere magari una cosa, perché tu una mucca stasera, chi sta ciccando? Pessi, rendi raccontata stasera! Oh, pezzi pricchio, che soldi che avemo, vuole racconta a Munin disgraziato. Sono sempre attorno a noi, nascoste nei vicoli o visibili su grandi strade, a volte calpestate, spesso evitate. Qualcuno le accosta, altri, vedendole da lontano, le scansano con disprezzo, ma il loro orgoglio è sempre vivo, anche quando vengono ricoperte di fango. Escono nuovamente fuori, più uniti e più forti a combattere la mano dell'uomo. E quando sembra tutto perduto, loro riemergono sotto la pioggia battente e l'uomo dall'alto del proprio macchinone, trovandosele davanti inaspettatamente, non può far altro che esclamare all'improvviso: minchia scaffa. È un'espressione, diciamo, che è la prima che ci viene quando tu te la trovi davanti a morte subtanea, come si suol dire, insomma, che io penso che ognuno di noi ne ha una proprio stabilita, proprio dal destino, secondo me. Non so voi, ma io ne ho una veramente bella, che io insomma tutte le mattine me la ritrovo davanti, che ho battezzato Eva, sì, no, perché il giorno prima non c'era, il giorno dopo c'era, quando angagliai tu, la prima cosa che mi viene in tana Eva, e quindi diciamo Eva è il suo nome, però mi sono, come dire, con questa scaffa ho preso confidenza, adesso c'ho un certo feeling, no, in qualche modo.
Sì, lei mi aspetta, io mattina saccio che è arrivato da ciao Eva, ciao, ciao. C'è questa confidenza ormai. E un giorno però lei ha deciso di farmi una bella improvvisata e così mentre un giorno la salutavo scansandola ciao, 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 la disgraziata aveva figliato un poco più avanti. Pum! Naucia, battezzata grandissima figlia di Eva quella, sì. No, perché poi di figliono, no? Loro un colpo qua, ma non tutte nella stessa direzione le buche, no, perché se tu eviti quella, un po' cucchi avanti, ce n'è naugia in modo tale che tu ne eviti una e ne pigli due di seguito, che secondo me sono fatte apposta per evitare i colpi di sonno, perché mentre che tu stai se ti viene un colpo di sonno, pom, improvvisamente ti svegli grazie a queste benedette scaffe. Poi però un giorno la mano dell'uomo ha deciso di separarci, perché ha deciso di otturare la scaffa, otturarla male, e indoppiano malissimo queste scaffe, io non lo so, fanno un corso forse prestabilito per indoppare ste puttuse a membro de cane, perché siamo in televisione, non posso dire altro, diciamo, ecco. Perché ci sono due opzioni, c'è la scaffa ricoperta a cattavelina, come le mamme che fanno il pane con la Nutella, si sente solo ciauro, cioè mi risulta solo questo, ecco. Quindi abbiamo una sputazzata d'asfalto che come passi comunque niente, è come se non è successo niente, perché tornano già da scaffa. La peggiore però, sapete qual è? Quando abbi uno, sarà che hanno su pecchio, abbi uno asfalto a mai finire, ducacciam bello, tutto schifio, e forma una specie di dosso, come ce l'avete presente la gobba di Igor di Frankenstein Junior? Chi do film, sì. Strada Ululi, dosso Ulula, la stessa cosa, né più e né meno. Che non sa mai. Ovviamente al primo passaggio di un mezzo pesante, che ne so, un camion, come piglia, pum, scoppolano queste pezze d'asfalto, che se tu non sai mai sei darrere, giustamente arriva nel vetro e te li ne parabretto. A quale Eva? Tutti i santi in ordine alfabetico vengono tutti elencati, tutti completamente. È una cosa agghiacciante. Tra l'altro, quando vengono intoppate male e quando scoprono tutti i pezzi, ovviamente, dell'asfalto, loro si estendono, si ingrandiscono. Sempre di più, e quando piove ti fanno l'altra sorpresa, perché tu scotti, siccome è tutto chino, apighi un'altra volta, niente, è una cosa, un'esperienza che penso ognuno di noi naturalmente ha fatto, e in Sicilia è un prodotto tipico locale, la buca, la scaffa è un prodotto tipico locale, siamo chini, noi non abbiamo strade, noi abbiamo puttusa circondate da asfalto, questa diciamo la nostra Sicilia. Io ho visto un turista giapponese a Catania, mi su da la macchina fotografica pronto a scattare la fotografia, mi su da fermo, che sta facendo? Scusi, no, la esce lava, tu non esce la lava, no, la esce la, no, chi sei? Ce la fa su un cratere dell'Etna. No, questo non è questo è Purtusu, e noi le alleviamo, Purtusu a Catania, le alleviamo, guarda, no, questo è l'Etna, no, ci si gioca, no. Allora ti faccio un esempio, se questo era il cratere, più avanti non c'era la cacca di cane, no, invece a Catania avevamo Puttusa e cacca di cani e Puttusa, no? Gli ho detto scusami, tu hai visto mai un cane cacchiana fino alla montagna a fare la cacca con una città che aveva a disposizione? Ah vai, no, non mi sembra, no? Anche perché le cacche di cane, diciamo, sono rarissime in montagna, però ci sono tantissimi gatti, sì, tanti, come quelli che l'anno scorso si trovavano nelle Madonie e che qualcuno ha deciso di dare fuoco, e che questi poveracci, a causa del forte dolore, hanno cominciato a correre e hanno chiaramente devastato tutte le Madonie, causando un gravissimo incendio. Quindi io dico che in montagna le cacche di cane non ci sono, ma in questo caso stronzi assai. Il commesso pizzo! Mio cugino che lavora in un centro commerciale, lui si stressa da morire, che arriva la gente e fa delle domande stranissime, ma lui si scrive tutte cose. Tutte cose mi scrivo. Sentiamo cosa. Senti qua, senti. Cominciamo con il primo testo di copettone, vai. Testi copettone. Avete auricolari per orecchie?
Cioè, come se io entro in farmacia e chiedo, avete supposte per il culo? Ma chi porì? Tu devi stare calmo. Ma chi porì? Calmo, No, senti qua, senti qua. Senti. Sento un po', siccome mi serve per l'estate il villino a mare, non è che avete quegli apparecchi elettrici per ingannare le zanzare? No, hanno arrestato solo kid per picchiare per feste scavagli. Ma chi porì? Ma che c'è? Ma chi c'entra qui? Senti questo, senti questo. Scusi, ma per il satellitare senza parabola ci vuole la parabola? E per sparare queste minchiate ci vuole poi darmi? Ma che porì? Ma che sei? Ma tu devi... Calmo. Senti qua, senti in terapia, stai male, dottore. Buongiorno, io ho due problemi. Allora, uno è che non capisco niente, ma non fa parte dei problemi. Ora, problema, io un anno fa ho comprato da voi un televisione che siccome lei mi disse che questa marca è buono, allora è buono. Ora io vedo i film americani e si esprimono in lingua americana, ma non essendo americano io non capisco l'americano. Mi dica lei, qual è il problema? Ce ne vedo, ecco qual è il problema, ma chi borì? Ma devi stare calmo! Ma chi borì? L'ultimo è terano, l'ultimo, vai. Volevo sapere, senta, siccome voglio regalare a mia moglie quel robottino, sa, quello che pulisce casa in terra, ma mi dice una cosa, se lo infilo in macchina, secondo lei me la pulisce? Sì, e stamattina tu poi te in bagno ti fa pure la vibe, ma chi borì? Calmo! Ma chi borì? Il commesso pizzo! Al siciliano ci potete levare tutte cose, basta con ci levato mangiare. Perché noi andiamo a mangiare, noi siamo progettate per mangiare, noi ce l'abbiamo scritto no DNA che va a mangiare. Il DNA dell'essere umano normale è fatto a forma di spirale, il DNA del siciliano è fatto a forma di cannolo carricotta, proprio noi cioè abbiamo proprio questa tendenza che va a mangiare sempre. Per noi il frigorifero non è un elettrodomestico, no, per noi è un componente della famiglia. Noi il frigorifero lo trattiamo come se fosse frate, come se fosse soro, padre, così, perché è così, amici miei, noi siciliani ma a mangiare sempre. Se tu inviti a cena o a pranzo un milanese, devi passare prima dal supermercato. Se tu inviti un siciliano a passare prima del supermercato, a passare nella banca, perché ci vuole un mutuo, perché noi mangiamo assai. Noi siciliani ti diamo soddisfazione quando non settiamo a tavola, sì. Se tu inviti un milanese, che al massimo ti porta una bottiglia di vino. Noi altri siciliani, se tu mi inviti a cena, o mangiare lo porto pure io. Noi ne presentiamo davanti alla porta e toppoliamo chi pere. Da cos'è? Perché noi cos'è? I siciliani non li fermano. Tutto quello che c'è sopra il tavolino ne la va a mangiare, no? E se arresta qualche cosa abbiamo già pronti i contenitori della Tupperware, a così spartiamo tutto quello che arrestò e lo portiamo a casa. Domani mattina tu mangi e l'indomani mattina noi mangiamo lasagne, polpette in sugo, calzoni fritti. Praticamente tra lo stomaco del siciliano e un cato la monnezza non c'è differenza. Ma che vi voglio dire, picciotti miei, lo stomaco del siciliano è in grado di contenere talmente tanto di quel cibo che ogni tanto si affaccia o ficato e ti fa oh, io mi sta schifando, cioè basta, non ce la faccio più. Sì, amici miei, siamo così. Se poi per esempio arriva a casa nostra dei siciliani un ospite inaspettato, la frase è sempre la stessa. E vabbè, per mangiare accumariamo con quello che c'è. Minchia, ne scemo tavolate tipo matrimonio! Ma non l'aveva ammucciato tutto sto mangiare! Tipo catering! Ma che vi devo dire? Poi per esempio il siciliano, quando si comincia, arriva ora di pranzo, no? E ci comincia a sviluppare un poco di fame, il siciliano ha un vocabolario tutto suo, no? Verso le 12:30 ancora non ha mangiato e ida comincia... Si comincia a lamentare, no? Sto spinnando dalla fame.
voce del verbo spinnare, che corrisponde al dolore da iadina quando ci stanno scippando i pinni, perché noi siamo così. Se poi verso le 12:45 ancora non hai mangiato, sente che mi sbumme con una fame. La sbummicata è una specie di esplosione per fame che avviene all'interno dello stomaco e che culmina con: madre, mi sta venendo uno stinnicchio. Perché a noi ce ne viene uno stinnicchio se mangiamo? È verso l'una precisa. No. Verso l'una. Se ancora verso l'una non abbiamo mangiato, ci trasformiamo in cannibali. Oh, io per ora mi mangiasse pure a te. Ah, così, siamo così impressionanti, non ci possiamo trattenere, perché poi ora ci sono queste nuove mode dei master chef, no? Che ci sono queste porzioni niche, no? Una sputazzata da mangiare in un piatto tanto da così. Ora se tu ti presenti davanti a un siciliano con una sputazzata di mangiare in un piatto tanto, il siciliano ha una sputazzata da non ha faccia. Ma che fa, babì? A mangiare! Se tu a un siciliano ci porti un piatto con un'antica a rimangiare, qualsiasi siciliano nel mondo ti risponderà guardando il piatto con un'antica a mangiare: buona è, ciao calare, perché per noi è assaggino. Ma che fa, babì? Noi siamo così, i milanesi, quelli del nord, sono abituati alle porzioni piccole e infatti quando loro fanno le scampagnate al nord le chiamano picnic. Pic e nick, cioè proprio nella scampagnata si chiama schiticchio. Schiticchio, che a solo pronunciare la parola schiticchio non sa se tequila già. Ma che fa, babì? Noi siamo da un'altra parte, noi siamo abituati a noi non è che mangiamo per fame, no, noi mangiamo per educazione. Ma che fai, scherzi? Noi mangiamo per passatempo. Dici, che facciamo stasera? Non lo so. Vabbè, mangiamo così ne levamo pensieri. Per passatempo. Così. Io che vi devo dire? No. Credetemi. Io l'altra domenica a casa mia c'era dato mio cugino. Dopo che finemmo di mangiare, ho visto che c'aveva un panino imbottito e su stava mangiando. Disse, Totò, vuol dire ti mangiasti 5 kg di cozze e ora ti mangio un panino? Ma che hai ancora fame? No, non me lo sto mangiando per fame, per levaremo sapore. Però oggi ne levamo sapore. Ma che discorso è? Cioè, pure con mia madre io ho questi problemi. Mamma non ce la faccio più. Mi mangiavo 6 pezzi di carne e 3 stecche di involtini. Basta. Come basta? E i cotoletti me la seccare. I cotoletti. Ah va, mangiateli, dai, senza pane. Perché mi mangio il problema è il pane. Perché se noi diciamo senza pane, minchia siamo a dieta, belli, tranquilli, così. Ma che fai? Che noi siamo abituati a mangiare assai. E infatti, siccome siamo abituati a mangiare noi siciliani, abbiamo dei problemi a relazionarci con tutti questi nuovi metodi alimentari. Perché ora non è che quanto io, ora ci sono i vegani. Ci sono i vegetariani che non mangiano la carne, i vegani che non mangiano la carne e i suoi derivati. Che ora quantomeno la parola vegano è un pochettino più diffusa, ma fino a qualche tempo fa se tu ci ricevi vegana 1 rischiavi di pigliare lignate, Cioè, considerate che c'era un amico di mio zio Carmelo che un giorno vide mio zio Carmelo davanti a un piatto di verdura e ci fa: Carme, ma che sta diventando un poco vegano? Mio zio Cutaleo ci fa: sì, portami al tesoro e poi tu vas a sapere. Ma che fa, babì? Proprio non aveva capito che cos'è sto vegano. Non mi posso dimenticare quando mia zia Maria telefonò in lacrime. Pronto? Che c'è, zia? Mi dissero che mio figlio è vegano. Ma non ci hanno piaciuto sempre i femmini. Ma chi c'entra, zia? Non è questo. Il vegano è una questione alimentare. Ma allora che è malato? Quale malato? Ma se io ci trovai a ricetta medicinale, zia,
tofu, seitan, curcuma e soia, un suo medicinale, su così mangiare. Oppure la mia amica Paola che andò da mia madre e ci disse: signora, sono diventata vegana. E mia madre: no, guarda, a me non mi interessa, noi siamo stati sempre cattolici e ne abbiamo trovato sempre buono. C'è cose dell'altro mondo. Abbiamo dei problemi a relazionarci con questi nuovi metodi alimentari. Oggi se tu vai in un ristorante qualsiasi sei libero di ordinare un'insalata, capita a tutti, no? Fino a qualche tempo fa, se tu in un ristorante, mentre arrivavo cameriere e ci facevi per me un'insalata, si fermava il ristorante! Insalata, ma perché chi sei malato? Abbiamo queste tendenze, però amici miei state tranquilli e concludo, state tranquilli perché il regime alimentare si può sempre cambiare. Una mia amica era vegana, poi di quant'ave che ci feci i corna a suo marito con 2 uomini, ha capito che ci piace la salsiccia. Senti, deve recare. Mi siedo. Ci sediamo un attimo. Ormai sta scala la conosci cotta e crura. Vieni qua, mettiti qua vicino a mia, zitti di casa, come che da fare sbalangare? Piano! Signora, non si rende conto che la Noi siamo come le amichette, tu sei la mia amichetta. Sì, come la sua amichetta? Ogni tanto esce la tua parte femminile. No, non c'è né parte femminile. Non c'è solo parte maschile. Noi c'è una parte femminile. Signora, le assicuro che c'è solo parte maschile. Nulla da togliere a chi ha anche la parte femminile, ma... Comunque... Mi dica. Mi stavo facendo tutta la cucina, vengono i miei amici e ci fanno schifo. Perché io non posso stare qua, posso stare qua. Polvere, Menino, Mesoro. Sì. Che a Mesoro sta a piazza a Grenoble. Piazza Grenoble, dietro il Corso Sicilia a Catania. Bravo, diciamo, sta già. Sì. Quindi adesso stai qua, ma quale? Con i disgraziati dei suoi figli. Ma come disgraziati? Io tutte queste cose, un piccerino ci fanno fare tutto che tu cavolo. Ma sono bambini. Un piccerino, dice, mi posso buttare di balcone, voglio fare il superman. Ma come abiti al balcone? Ma che mi sta contando? Ma che dice? Io mi fare la cucina. Figlia mia, io morta. Poi dopo io sono tutti in una palazzina. Con la puzza sotto il naso. Conosci cosa se lei fa così, capisco. Un po' snobbo, no? Sono tutti fini, c'è la signora Anzabella che stava al secondo piano. Anzabella. E andando quando cammina si prende un buzzetto. Ci sta mezz'ora, ma chi è stamattina sentiva rumore? Dice no, c'è la signora Anzabella, dice che fa ginnastica. Con i tacchi. La ginnastica inizia a fare ginnastica perché non se la palestra. E avrà un tapirura, no? No, un tappeto, chiave, che della cosa, dice sa da quadra, io sa da quadra. Che rumore? La signora Isabella. Che c'è? Isabella magari che sopra? No, non lo sappiamo. Ma non lava batteria Isabella? No. E quindi? Ma tu sai che Isabella, ci sta Isabella così? Dice no, dice stavo da quadra sopra castagno. Come sopra castagno? Dice no, poi chi sta una che si spende soldi? Tutti fini, chi sta tutta che se ne va a fare sì? La i ceretta. massaggi, ceretta, adesso usa tutte le creme. Adesso c'è la luce pulsata, signora, no? La luce puzzata? Ma tu stai che si fa tutti i massaggi, si fa tutte le cose. Una volta mi dice, signora, mia sorella dice, ha un drenanti. Un posto dice, dove fanno tutte le cose, dice, gli impacchi, le cose. I fanghi. Perché non viene? Dice, qualche giorno vengo a farmi impacchi di tesoro. Perciò i fanghi magari i diti, tutti fanno. Si mette tutte queste creme, la crema per razza, ida fina, rassodanti, la crema per mano, la crema per cosci esterni, cosci interni, la spacciatura, un pelo, come meglio crema, signore, no? lei la crema non la mette, dice, signore, l'unica crema che conosco io è quella dei panzerotti, e non ne mette auto. Il parcheggio che era importantissimo. E abbiamo purtroppo tenuto il cane. Ma ce ne libereremo, ve lo posso assicurare. Oh, così mi fa picchiare il croccante. Basta con questa cosa, non c'è più manco il parcheggio, l'abbiamo fatto privato. Dai, che stasera sono contento. Perché sei contento? Sono contento perché c'ho un mio cugino che è andato in TV dopo tantissimi anni che non si vedeva, ora infatti sta facendo un reality. E chi è tuo cugino? Razzo dei cani. Razzo dei cani. Sta facendo un reality fortissimo. Come si chiama il reality? L'isola del Rognoso. Ma c'è da ridere all'isola del Rognoso. Per 3 mesi. Sì, ma a mio cugino dai film non lo possono vedere. Perché? Perché sta facendo un cagnolo con tutto. Cagnolo. No, stai fermo! È peggio mia. No, stai fermo. Allora. Sogno un calore. Cioè, che me ne frega se stai in calore? E invece c'è l'avuto mio cugino. Mia, che non lo posso vedere, che è un cane in caccia, avevo un fiuto. Sì? Mio cugino si... Solo che questo qua ha problemi... La tocca, capisci? Praticamente capisci che sono cugino. Chi è? L'apo è il can. No, ragazzi, Chi la colpa non è sua, la colpa è vostra che ridete a questa cosa. Veramente, perché lui si
si casa. Te poi sei già. Ma che poi sei già? A proposito di poiseggi mi cucina. L'altro giorno mi ha sostituito questo qua la pelle canne. Mi sostituito poiseggio fece un casino. Vuoi dire, detto in nave trovo tutte le macchine messe a mozzo, senza un senso. Vuoi dire, non si capiva più niente, sai perché? Perché? Non si aveva tratto tutti i segni. Te saluto un po'. Io non ho capito cosa c'era.